Ottavo appuntamento con Centro Anch'io, speciale storia della televisione italiana. Siamo in compagnia della signora Mariangela per raccontarvi gli anni 2000. Nel 2000 lei, Mariangela, era adolescente, no? Sì, avevo 3 anni. Che simpatica. Lei, signora Mariangela, dove vive? Qui in città o in provincia? Brescia. Brescia. Di che si occupa? Pensione, Pensionata? Pensionata. Prima che faceva? Lavoravo all'ATS. All'ATS, molto bene. Allora, signora Mariangela, anni 2000 ci siamo. Vediamo se riesce a individuare questo programma televisivo. Sono eventi televisivi un po' a sé stanti. Io adesso le do una serie di indizi, se lo indovina bene, altrimenti amici come prima. Va bene. Allora, questo è uno spettacolo, ripeto, sono stati in realtà poi altri spettacoli speciali, trasmesso da Rai 1. In onda, questo di cui stiamo parlando, ma poi ce ne sono stati altri, il 23 dicembre del 2002, genere cultura e attualità. Firenze, altro indizio, Beatrice San Bernardo, Dante Alighieri, Roberto Benigni. La Divina Commedia. La Divina Commedia raccontata Da Roberto Benigni. Roberto Benigni, e nello specifico L'ultimo canto del paradiso. Vediamo perché il professor Simonelli ha scelto questo per gli anni 2000. Dopo la sigla restate con noi. Centro Anch'io. Eccoci allora in compagnia del professor Giorgio Simonelli, storico della radio e della televisione, anni 2000. Con Mariangela abbiamo scoperto L'ultimo del paradiso di Benigni. Perché, professor Simonelli? Perché L'ultimo del paradiso è un programma straordinario proprio nel senso letterale della parola. Sono anni in cui è cominciato da poco il Grande Fratello, sono anni in cui la televisione sembra andare verso un certo tipo di televisione. In realtà Benigni fa tutt'altra cosa, legge, anzi recita L'ultimo del paradiso, uno dei canti più difficili della Divina Commedia, e fa un'audience straordinaria, a dimostrazione che non è vero che in televisione non si può fare cose complicate, si fanno cose complicate. Addirittura su questo Benigni fa una composizione della serata, prima c'è un po' di satira di attualità e poi L'ultimo del paradiso. L'audience sale man mano che Benigni legge Dante e quindi è una cosa veramente eccezionale. E proviamo a ricordarlo insieme. Tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affige per misurar lo cerchio e non ritrova, pensando quel principio ondelli indige? Tale era io a quella vista nova, veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi s'indova, ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio il velle, sì come rota ch'igualmente è mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Ed effettivamente può essere considerata davvero una novità questo, o già Dario Fo, come abbiamo visto anche in precedenti puntate, aveva portato il teatro in televisione? Questo non è proprio teatro. Non è proprio teatro, è il Dante a memoria, come facevano i toscani, quindi c'è anche una componente popolare. Ma la cosa interessante è anche come nasce. Questa cosa nasce non in Rai, ma nasce su Sky. Nasce su Sky, che si chiamava ancora Telepiù, perché per festeggiare l'ultimo dell'anno, una volta Telepiù decide di fare una cosa completamente diversa, non lo spettacolo di Carlo Conti, ma Benigni che legge queste cose in università, l'Università di Padova. Allora si comincia così in sordina, ovviamente con un prodotto piccolissimo per una rete Telepiù assolutamente piccola all'epoca, e poi pian piano il progetto cresce, arriva su Rai 1 e ha grande successo addirittura su Rai 1, al punto di diventare quasi un genere e poi di trasformarsi ancora fuori da Dante sulla Costituzione, i 10 comandamenti, l'Europa. Quindi Benigni non solo lettore, ma addirittura inventore di un format assolutamente anomalo, che però dobbiamo ricordare come uno dei grandi eventi televisivi
di quegli anni, di quel È decennio. proprio da considerare a tutt'oggi un evento televisivo che poi viene appunto declinato anche in altri generi spettacoli, sempre con Benigni protagonisti. Sempre Benigni protagonista. Va bene, grazie professor Simonelli, grazie a tutti voi, vediamo alla prossima qui su Teletutto, arrivederci.